Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata della TV dei ragazzi. Vediamo il sommario di oggi. I vincitori del premio Giovani Talenti di Sovizzo. La nostra opinione. La mostra dei ponti alla chiesetta Pirani. Sea Shepherd incontra i ragazzi della scuola Mazzini. Il libro della settimana. Ciao ragazzi, oggi parliamo della passione per la musica. Siamo in compagnia di Daniele, Claudia, Vittorio, Francesco. Quando è nata la vostra passione per la musica? A me è nata alla scuola elementare, quando avevo la maestra di musica che suonava il pianoforte a scuola, quindi mi ha affascinato e poi ho deciso di provare a seguire la stessa strada e mi sono appassionato. Come riuscite a conciliare musica e studio? Allora, diciamo che noi abbiamo le lezioni alla mattina di scuola e al pomeriggio studiamo strumento sia con le lezioni individuali con i nostri insegnanti e suoniamo anche nell'orchestra, abbiamo le lezioni di teoria e solfeggio e diciamo che ci vuole tanta passione perché comunque dobbiamo impegnarci sia nella scuola che poi nella musica. Oltre al primo premio a Sovizzo, avete vinto altri premi? Beh sì, l'anno scorso siamo andati a Roma con la seconda, con noi, seconda media e l'ex terza media di Romano Zezzelino. Come orchestra siamo arrivati ai primi assoluti e anche con il duetto che abbiamo portato quest'anno abbiamo vinto l'anno scorso il primo premio assoluto assieme a un altro quattro mani e anche il duetto dell'ex prima media è arrivato primo in altri concorsi come per esempio quello di Udine. Progetti per il futuro? Sì, noi adesso all'inizio di maggio inizieremo un altro concorso che durerà la giornata dell'11 e il 12 maggio appunto. E sì, speriamo di continuare questa carriera di primi premi e sì, diciamo che finita la scuola media siamo indirizzati più o meno tutti ad andare al conservatorio. Di conservatori ovviamente ce ne sono tanti, però principalmente molti di noi sceglieranno Castelfranco, anche un po' più lontano come Bolzano o anche Vicenza che è un po' più vicino. Grazie ragazzi per aver condiviso con noi la vostra grande passione e in bocca al lupo. Vediamo cosa pensano i ragazzi del Remondini sulla diversità. Ciao, oggi a scuola abbiamo parlato di diversità. E di normalità, immagino. Sì, eravamo divisi in gruppi e dovevamo ragionare sul significato di alcune parole che usiamo tutti i giorni e che forse usi anche tu. Immagino che tu ti riferisca a quando creiamo delle categorie per parlare di qualcuno che si distingue dalla massa, dagli standard. E che di conseguenza non viene apprezzato dalla società, ma etichettato, deriso, isolato. Oppure è lui stesso che si isola e non si integra. Parlandone in classe abbiamo scoperto che ognuno di noi almeno una volta si è sentito diverso in alcune circostanze. Se ci penso è capitato anche a me e in quel momento mi sono sentita presa in giro, isolata. Arrabbiata, a disagio.
Sai cosa ti dico? Che se ci penso nessuno di noi è uguale agli altri. Vuoi dire che in fondo siamo tutti diversi? Esatto. Del resto sarebbe noioso un mondo fatto di tutti uguali. Non sarebbe possibile confrontarsi con gli altri per trovare una soluzione ai problemi, migliorarci, scambiarci idee. Quindi siete giunti alla conclusione che siamo tutti diversi. Sì, ma abbiamo capito che siamo anche tutti uguali. Scusa? Tutti diversi ma tutti uguali, perché ci accomuna il fatto di essere persone e di far parte dell'umanità e quindi di aver diritto al rispetto delle nostre diversità, perché la diversità è una risorsa. Ed è un'occasione di arricchimento per l'altro. Alla chiesetta Pirani c'è una bellissima mostra sui modellini del Ponte Vecchio. Vediamolo insieme. Allora, oggi noi della Scuola Marconi siamo qui per una giornata speciale che si chiama Giornata da cittadino. Cosa significa per noi essere cittadini? Perché siamo piccoli. Lo scopo dell'uscita è diventare cittadini, non cittadini grandissimi, ma semplicemente cittadini di seconda, che imparano le regole dell'ambiente, imparano a stare insieme e andare d'accordo, imparano le regole della strada. Per esempio, le regole dell'ambiente quali potevano essere? Che gli alberi devono respirare, non devono essere uccisi. E allora noi cosa facciamo? Noi li possiamo un po' aiutare, tipo quando vediamo che uno sta per abbattere un albero, le diciamo no, aspetta che... Prima, quando abbiamo fatto merenda, che cosa abbiamo fatto? Raccogliere le carte. Regole per la strada invece? Non buttare le cartacce in giro. Bisogna stare in coppia e non bisogna stare in mezzo alla strada. Cioè non correre per la strada. Siamo stati in biblioteca. Nella biblioteca civica. Facciamo intanto una differenza tra biblioteca e libreria. In biblioteca non si paga e in libreria si paga per avere il libro. Siamo venuti a vedere la mostra del Ponte Vecchio che ha realizzato il signor Bortolo Zilio con i suoi modellini e con altri modellini costruiti da bambini piccolissimi, bambini della scuola dell'infanzia. Noi siamo venuti qua, ma in realtà il signor Bortolo lo abbiamo già conosciuto. Abbiamo avuto un'occasione speciale a scuola che è venuto il signor Bortolo Zilio e ci ha fatto vedere come ci ha raccontato la storia del ponte e ci ha fatto vedere come fa i modellini. Qualcuno di voi quel giorno ha chiesto al signor Zilio: ma come le è venuta questa idea specialissima? E lui ha dato una risposta specialissima. Ha detto che da bambino non aveva giocato molto e quindi quando è diventato anziano è tipo tornato bambino
e quindi le è venuta la passione per il ponte. Beh, ha colpito tanto che con la passione sia riuscito a fare proprio tutti i ponti che ci sono stati, proprio tuttissimi. Sea Shepherd ha incontrato i bambini della scuola Mazzini. Vediamo. Sea Shepherd è un movimento globale inteso alla difesa degli ecosistemi marini di tutto il pianeta e per questo lotta con l'azione diretta contro la pesca illegale, contro la sovrappesca, contro la baleneria illegale. Siamo operativi da oltre 40 anni con una flotta di 9 navi all'attivo adesso per difendere gli ecosistemi marini per le future generazioni come i bambini che sono qui oggi. Abbiamo portato le nostre classi a questo interessante incontro dal nostro punto di vista perché i bambini sono molto sensibili a discorsi di natura ambientale e essendo gli uomini del futuro penso che sia importante che si rendano conto in maniera consapevole e informata di che cosa significa prendersi cura per quanto possibile, quanto è nelle loro possibilità, della natura, dell'ambiente e del mare in particolare. Sono Rashid, un educatore della Fondazione Pirani Cremona, un volontario di Sea Shepherd Italia. Oggi siamo qui perché abbiamo organizzato un incontro fra i ragazzi della quarta e quinta della scuola elementare Mazzini e Sea Shepherd per far conoscere ai bambini il lavoro di Sea Shepherd, che è questa associazione di volontariato a difesa degli animali e degli oceani. La situazione in Italia del nostro mare è estremamente in pericolo. Abbiamo purtroppo un grosso inquinamento dato dalle plastiche e un overfishing, cioè una pesca intensiva che il nostro mare non sta più sopportando. Quindi le azioni per la salvaguardia e per lo stop della pesca illegale sono fondamentali, insieme a tutte le azioni che invece possono fare tutte le persone, anche i bambini che abbiamo qui oggi, che sono quelle di non utilizzare plastica, di non inquinare il mare e quindi di scegliere nella propria vita quello che può essere un sostenibile sistema di convivenza e di uguaglianza nei confronti del nostro pianeta. Con Sea Shepherd in questa occasione abbiamo lavorato assieme per la promozione del progetto Giovani Oceani e oggi con i ragazzi sensibilizziamo sulla gioventù appunto questo tema, sperando di portarlo a livello nazionale e internazionale. Ciao, sono Martina e il libro che vi presento oggi è L'amore non è mai una cosa semplice di Anna Premolini, una scrittrice da me molto stimata perché ha un modo di scrivere molto scorrevole. Il libro che ho scelto parla di due ragazzi universitari di due caratteri totalmente diversi che devono incontrarsi per fare un progetto insieme. Il libro mi è piaciuto un sacco, soprattutto per il linguaggio scorrevole e per la trama, perché è un libro che ti appassiona dalla prima all'ultima pagina. Lo consiglierei a tutti, sia giovani sia adulti. Ti appassiona, ti prende ogni parola. Io l'ho letto ad esempio in un giorno, l'ho finito subito perché era veramente tanto bello.
Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo domenica 21, sempre qui su Rete Veneta, canale 18 del Digitale Terrestre. Le puntate si possono rivedere sul sito di Rete Veneta. Se avete idee o curiosità, scriveteci alle mail che vedete in sovraimpressione. Ciao!